Paolo Cilona, un libro sulle ville di Agrigento, ma serve anche a tracciare un excursus di quanto l'amministrazione della cosa pubblica sia difficile e lontana dall'ambiente. È stata una serata molto interessante perché è stato discusso un problema molto importante che riguarda la distruzione di una villa importante per Agrigento, che era la Villa del Sole, la presenza di tanta gente e degli interventi da parte del relatore che hanno messo il punto sulla piaga per dire che Agrigento ha bisogno invece di tutela del verde, di promozione del verde e soprattutto della tutela e della salvaguardia di tutte le ville comunali. Una interrogazione parlamentare che ho depositato tempo fa, già il 10 di settembre del 2024, al Ministro per la Cultura ma anche al Ministro per l'Ambiente proprio sullo scempio di Villa del Sole. Stasera ne abbiamo parlato, lo abbiamo fatto attraverso la lodevole pubblicazione di Paolo Cilona, al quale va naturalmente il mio plauso. L'abbiamo fatto attraverso un dibattito davvero di livello e con una platea numerosa e interessata. Quello di Villa del Sole è un patrimonio della città di Agrigento e della provincia di Agrigento. È stato ormai distrutto. Noi abbiamo detto più volte, abbiamo manifestato più volte la nostra contrarietà, che è anche data dalla legge, la contrarietà che noi abbiamo manifestato a tutti i livelli. Continueremo a farlo, l'abbiamo fatto questa sera, continueremo a farlo nelle sedi opportune. La Villa del Sole fa parte della storia di questa città, non è un giardino storico nel senso che non ha 2 secoli di vita, ma è stata lungamente vissuta anche da me in maniera straordinaria, fa parte dei nostri ricordi, della nostra vita. È chiaro che quell'impianto originario, un ottimo progetto degli anni 70, ecco, non reggeva più, ma questo è successo in tutti i comuni d'Italia, troppo costi gestionali. Era necessario a questo punto farlo evolvere in un sistema del verde a bassa manutenzione che mantenesse ovviamente l'area verde, la possibilità di fruizione, senza che l'amministrazione pubblica dovesse patire le difficoltà di una gestione troppo onerosa. Ecco, questo doveva essere il destino della Villa del Sole, una sua evoluzione in un'area verde innovativa e capace di offrire ai cittadini uno spazio di ristoro delle loro anime.